fatto davanti, la catapulta lo ha lanciato e Chicco Pellegrino è volato in testa e signori nazionale, ma ci mancherebbe altro, e allora siamo qui, botte d'Orbi in testa. Intanto Urbani si è portato davanti, Urbani che vuole il grande risultato, Urbani, Pellegrino, poi Pasini con Nizzi, Nöckler e chiude Gabrielli, e parafrasando Urbani ha detto agli amici, ai colleghi della Forestale: datemi un bastoncino e vi ribalto la gara, dopo quello che è successo ieri. La composizione della finale con Ilaria De Bertolis, Greta Loran, Deborah Roccari, Kaia Werik, Elisa Brocar, Virginia De Martin. Questa è la finale donne. Inizia l'ultimo giro, Pellegrino, Nizzi, ecco qua Pasini, Nöckler che fa sportellate, guardate che roba, mamma mia, e passa, l'atleta di Brunico, il poliziotto di Brunico è passato, c'era un pertugio largo 20 centimetri, si è stretto e si è infilato come la chiave nella toppa, mamma mia che roba. Gli sport della montagna, lo sci di fondo, la corsa in montagna, c'è questo progetto da mettere in cantiere, da chiudere, perché gli sport della montagna si fanno in montagna, non nel Lazio. Qua bisogna portare e dare certezza a questi ragazzi, e intanto c'è la finale con Pellegrino e Nöckler, e poi 7-11 Pasini e Nizzi, poi Bertolina che fa le acrobazie alla partenza, ma davanti è scattato l'alpino di Le Prese, frazione di Sondalo, Alta Valtellina, era in fatto e lo portava a Santa Caterina Valfurva a vivere le prime esperienze con lo sci di fondo. Signori, Rastelli è davanti, poi c'è Claudione Müller che dopo le acrobazie dei quarti di finale non vuole più scherzare, e ai box della Forestale ha detto: ragazzo, adesso il gioco si fa duro, e quando il gioco si fa duro i duri giocano. C'è Müller, c'è Alan Martinelli, uno che è andato vicino al podio ai campionati del mondo Under 23, che prova a inserirsi giustamente insieme a Salvadori nella roulette per il passaggio del turno. Inizia l'ultimo giro con Rastelli, mamma mia, la caduta di Alan Martinelli, si rimette il carabiniere valtellinese e riparte tra gli applausi del pubblico feltrino. Vedete la sfortuna quando decide di essere protagonista, rovina, dimostrazione di grande forza, di grande efficacia, però Claudione Müller è là che bracca stretto Rastelli, prova a rivenire Sergione Rigoni, il poliziotto di Asiago, e forse Rigoni, sì. E adesso è la sfida tra Pellegrino e Rastelli, e adesso i due capitani possono contare su due, passatemi il termine, gregari, visto che parliamo di Sloggico che è lui il numero 1 al mondo, e dietro c'è Michael Rastelli che adesso è sostenuto da Nizzi e da Pasini, che lo proteggono da Rigoni e da Nöckler. Pellegrino, Pasini,
Pasini e poi è passato Rastelli o adesso Nizzi. Döckler naviga sempre nelle retrovie e adesso botte enormi tra il poliziotto valdostano e l'alpino valtellinese, gli sportivi militari, ai tecnici delle squadre nazionali, ai tecnici dei comitati che li hanno cresciuti negli sci club. E adesso Pellegrino, adesso è Rigoni che ha libertà d'azione, inizia l'ultimo giro, Döckler e Pellegrino dietro Nizzi con Rastelli, Rigoni e Pasini che perde contatto. È un grande epilogo, è un grande finale con adesso l'attacco della polizia, la polizia scatenata si sta ormai preparando a stappare il prosecco per il terzo titolo italiano di Sua Maestà.